Eccoci col direttore sportivo della Rompicanese, 1-0 per il Portogruaro, una vittoria di stretta misura, possiamo dire proprio stretta misura, un gol ha fatto la differenza in un momento che forse non ve l'aspettavate perché stavate tenendo bene il campo e se fosse finita 0-0 nessuno avrebbe potuto dire niente. Sì, non concordo, sono pienamente d'accordo con lei. Come dicevo prima al collega del Gazzettino, la partita era una partita che poteva finire in un pareggio, la differenza l'ha fatta un grande giocatore che ha fatto gol, se no la partita poteva finire benissimo in pareggio. Io sono soddisfatto anche della prestazione, purtroppo ci sta anche venire qua a Portogruaro e magari non far punti, però diciamo che oggi andiamo via un po' delusi perché comunque la partita poteva finire anche diversamente, come dicevo. Sì, voi avete cambiato da poco il mister, l'allenatore, e domenica scorsa avete pareggiato, qualcosa sta cambiando, cosa vede in prospettiva con i cambiamenti fatti? Allora, tanto speriamo comunque, speriamo di migliorarci, come appunto dicevo prima. La nostra difficoltà in questo momento qua, abbiamo visto all'inizio, è quello di far gol, quindi dobbiamo migliorare in fase offensiva, facciamo pochi gol e i pareggi sono tantissimi e quindi dobbiamo migliorarci sicuramente su quel punto di vista, perché comunque se andiamo a guardare la difesa è una delle migliori difese del campionato, quindi possiamo solo lavorare nel senso di far meglio, di far gol, di riuscire a far gol, perché anche oggi non ci sono state grandi occasioni, ripeto, l'occasione l'ha avuta un giocatore e ha fatto gol, quindi se da parte inversa noi avevamo Macan, vinciamo le partite 1-0, purtroppo ce l'ha il Portogruaro. La classifica, metà classifica è a parte bassa, insomma è abbastanza corta, ci sono diverse squadre racchiuse in pochi punti e fra poco è già aperto il mercato, lì direttore sportivo, molte squadre andranno in cerca di rafforzarsi, il girone di ritorno sarà diverso dal primo? Sicuramente, guardi, io sono sorpreso dai risultati che sto vedendo anche oggi, ad esempio. Oggi i risultati sono clamorosi, l'ultima in classifica poi vince con la prima, è un campionato equilibratissimo e quindi sicuramente a dicembre ci saranno dei movimenti delle squadre che devono cercare di vincere campionati e movimenti anche delle squadre che devono salvarsi. Per il momento io vedo un campionato molto equilibrato. Oggi abbiamo visto che il Sandona ha perso in casa con l'Union Pro, abbiamo visto che il Noale ha perso 3-1 in casa con le Piave, quindi la classifica è cortissima, con una vittoria si passa dall'ultimo posto a metà classifica e quindi, ripeto, il nostro obiettivo principale è quello di fare una salvezza. Adesso vediamo se a dicembre riusciamo a fare qualcosa, a riuscire a prendere qualcosa magari davanti che ci possa migliorare e niente, quindi sicuramente il girone di ritorno sarà un campionato durissimo. Io oggi a vedere quali sono le tre squadre che retrocedono o la squadra che vince il campionato, onestamente non è facile dirlo. E voi eravate partiti con quali obiettivi? La salvezza invece, la salvezza. Perciò siamo una neopromossa, diciamo che comunque l'obiettivo era la salvezza o quantomeno salvarci senza passare tramite i play-out. Siamo ancora in corsa, la classifica è cortissima, con un punto si è a metà classifica, quindi insomma purtroppo noi adesso le prossime 3 gare avremo 3 gare molto impegnative perché abbiamo comunque il Porto Mansuè, abbiamo il Noale, il recupero col Noale e domenica con le Piave che oggi ha fatto una buona gara e comunque, come vi dicevo, qua ogni partita si gioca. Ultima battuta, anche se lei è il direttore sportivo e non l'allenatore, ma avete fatto la partita che avevate preparato e avete trovato il Portogruaro che vi aspettavate? Io ripeto, non sono allenatore, io tra l'altro in settimana ho avuto anche problemi di lavoro, quindi non ho visto molto l'allenatore, comunque da quello che mi sono sentito ieri con lui e anche oggi prima della partita, avevamo molte informazioni sul Portogruaro, quindi insomma sapevamo una squadra che potevamo trovarci. Oggi devo dire che forse ho visto un Portogruaro un po' più spento rispetto a altre partite che ho visto personalmente anche. Però magari ci sono anche dei meriti nostri, insomma, che quella partita l'avevamo preparata bene. Portogruaro si sa, non devo scoprirla io, ha dei giocatori importanti che possono risolvere le partite nel momento e non solo Macan, ripeto, ci sono giocatori bravi come Giglio
ci sono giocatori come Favoret, quindi voglio dire, insomma, quindi giocatori di esperienza e quindi Portogallo, insomma, onestamente è una squadra che, voglio dire, può avere anche una partita dove magari non si esprime al meglio come oggi, però alla fine ha sempre la possibilità, giocatori che possono risolvere le partite. Sentivo dire prima che comunque non è con squadre come Portogallo che dovete cercare di fare punti. È quello che ho detto prima, che non è un dramma per noi perdere, dispiace, ma onestamente i punti devono farli magari con le squadre dirette, insomma, ecco, per la salvezza. Dispiace perdere, ma insomma ci può stare anche. Bene, grazie.